Noi abbiamo completato un percorso iniziato già più di un anno fa con gli indici di virtuosità dei comuni, della regione, e ora abbiamo chiuso il percorso con gli indici di virtuosità delle province. La somma di questi tre indici hanno portato a un indice finale che è l'indice territoriale, di virtuosità territoriale, cioè la somma dei tre, che dimostrano che il Veneto è al primo posto per quanto riguarda l'efficienza amministrativa, ma soprattutto dimostrano una cosa molto più importante, che il dato è che nonostante lo Stato diminuisca i finanziamenti, i trasferimenti statali, è dimostrato che i comuni che hanno meno trasferimenti statali amministrano meglio, con maggiore oculatezza, le risorse a disposizione. Questo significa che il federalismo fiscale porterà un grandissimo vantaggio, perché dando la possibilità ai comuni di gestire le proprie risorse, i comuni le gestiranno con maggiore appropriatezza rispetto a quanto fanno per esempio i comuni del sud, che hanno maggiori trasferimenti dallo Stato ma sprecano anche molto di più.